Allora vi presentiamo Stefania Mason, nostra storica dell'arte di riferimento, socia dell'Ateneo Veneto non dico da quanti anni, consigliera accademica, non ha bisogno di altre presentazioni, curò, ripeto, nel 79 la famosa mostra assieme ad Andreina Zitelli che l'ha inventata e che è qui inferocita, ma poi senz'altro adesso gli passerà. Questo è un altro discorso. Allora possiamo dare la parola a Stefania Mason soprattutto per questa grande visione della storia dell'arte. Grazie. Buonasera a tutti, spero che mi si senta. Andreina, stai buona. In effetti mi trovo un attimo sbalestrata perché c'è stata un po' un'invasione di campo, e quindi alcune cose verranno ripetute, altre invece saranno diverse assolutamente. Allora, il mio compito era quello di rappresentare come Venezia, intendendo gli artisti, intendendo i committenti, intendendo la popolazione, reagisce di fronte a questo enorme flagello nella seconda pandemia, cioè fra il 1348 e il 1771. Ora, la peste diventa, nella sua terribilità, occasione di figurazioni che possono essere il semplice modesto ex voto che si trova in diverse chiese e può essere il grande tempio votivo. E nelle zone intermedie è anche un modo per comprendere come la peste fosse recepita. La grande novità è il senso della morte, cioè la morte non è più sentita come la morte addomesticata, la morte naturale, ma è qualcosa di improvviso, subitaneo e che sembra venire dall'aria. Per cui nelle prime figurazioni c'è questo senso di castigo divino e di improvviso. Ora, le prime figurazioni, aspetta, Valerio, Fragetta. Vi dico subito una cosa: Venezia, salvo poche eccezioni, evita il macabro, non è nelle sue corde. Se vogliamo, il primo esempio in territorio appunto a Clusone nel Bergamasco, per avere un trionfo della morte con la danza macabra, ma a Venezia non la troverete mai. Il trionfo della morte sta a significare che tutti, papi, imperatori nella fascia superiore e nella zona inferiore, popolani, il clero, tutti possono essere colpiti. C'è una specie di uguaglianza. E notate anche che per la prima volta nell'arte cristiana viene rappresentata la dissoluzione dei corpi, che in genere non veniva rappresentata proprio nella speranza del giudizio finale. Venezia come reagisce? Lì abbiamo visto 1485 Clusone, qui vediamo invece Venezia nella stessa data, va bene? Sì, benissimo. C'è questo elemento della freccia. Perché la freccia? Appunto perché la subitaneità evocava sia nell'Iliade sia nella Bibbia la peste e veniva dal cielo. Allora, chi meglio di San Sebastiano? Perché molti di voi forse pensano che sia morto per le frecce, e invece no.
San Sebastiano fu lasciato per morto, colpito dalle frecce dei suoi aguzzini, ma invece non era morto e fu curato poi da delle pie donne e si dovette martellarlo poi per un secondo supplizio. Allora San Sebastiano, colui che è stato colpito dalle frecce ma non è morto, diventa il primo santo apotropaico, il santo taumaturgo. E a Venezia, come vedete da questi due esempi che vi ho portato, Antonello da Messina ha fatto per Venezia e per la prima confraternita di San Rocco, che stava a San Zuliano. E siamo intorno al 1478, e dove lo colloca? In una città assolata, tranquilla, dove le donne battono i tappeti e i gentiluomini chiacchierano. Cioè è qualcosa di pacificante, di rassicurante. E anche in quello di Liberale da Verona, che si trova a Brera adesso, lo stesso collocato in una città. Cioè è una specie di Apollo pagano, cioè l'altro rispetto alla dissoluzione, alla devastazione della malattia. San Sebastiano lo vediamo in questo trittico smembrato di Carpaccio e è al centro ancora, ma accanto a lui si colloca un altro santo, cioè San Rocco. E come ha spiegato anche Nelly Vanzan, San Rocco mentre San Sebastiano lo troviamo dal VII secolo, trasformandosi peraltro a Venezia in questo Apollo, San Rocco subentra più tardi, a fortuna più tardi, ma poi diventerà il santo per antonomasia. Perché? Perché rispetto a San Sebastiano, in cui le frecce sono una metafora della malattia, San Rocco invece ha il bubone, porta i segni della malattia. Non solo, ma come vi è stato detto, proprio col suo comportamento, appena avvertì i primi sintomi del male, si ritirò in un bosco, diventa anche modello di comportamento sanitario. Quindi se in un certo senso, tirandola all'estremo, San Sebastiano incarna la teoria miasmatica, invece San Rocco porta avanti un discorso collegato al corpo, al contagio, e gli artisti appunto lo rappresentano anche in modo molto veritiero nella sua malattia, come in questo Politico di Crivelli che trovate alle Gallerie dell'Accademia, in cui è stato detto, io non lo so, ma comunque mi fido, che è una delle rappresentazioni più realistiche di un bubone. E quello che vi dicevo prima sulla magia apotropaica è l'esposizione che conta, perché è il simile che caccia il simile attraverso il suo contrario. Altro esempio, sempre delle Gallerie dell'Accademia, di Andrea da Murano, vedete che San Rocco ha preso la parte centrale, mentre Sebastiano è finito sul laterale, cioè sempre di più l'importanza di San Rocco. Compare anche nelle opere destinate alla devozione privata, come in questa bellissima opera giovanile di Tiziano, databile intorno al 1510, anni di epidemie. E poi ancora si arriva anche, qui siamo già verso nella seconda metà del Cinquecento, anche vengono costruiti altari e sculture in cui, come in questo San Francesco della Vigna, l'avrete senz'altro riconosciuto, al centro Sant'Antonio Abate, che in certo qual modo si collega alla peste, anche se è
patrono, il taumaturgo del fuoco di Sant'Antonio, che sempre però ha delle manifestazioni fisiche simili alla peste, e ai lati San Rocco e San Sebastiano. Ma se uno era un poveretto e non poteva concedersi un quadro, non poteva concedersi una scultura, beh, allora anche a quello si pensava. E qui è un esempio rarissimo, perché sono andati tutti consumati, ovviamente. È una stampa, un'incisione, fatta fare dalla scuola di San Rocco nel 1516, e si affidarono però a Tiziano, quindi erano delicati nelle loro scelte. Vedete che ha sotto la SR di San Rocco, e questo ho trovato una cosa veramente deliziosa, perché la mettono, la fanno stampare, la scuola di San Rocco, per i pellegrini che vanno in Terra Santa e che quindi sono ancora più esposti al pericolo della peste. E nella decisione della scuola di farla stampare dice che deve essere messa all'altare in la loro galera, ovvero nave. Quindi le galere avevano il loro altarino e attaccavano questa incisione con San Rocco. Come ha già detto Nelly Vincent, in questo immaginario si inserisce la presenza dello Stato, e quindi in questa paletta che viene eseguita nel 1510-11, ribadisco, è l'anno della peste, il 10, perché ci muore Giorgione, lo sappiamo, e si trovava nel Santo Spirito in Isola, e ora si trova nella Sacrestia della Salute, e con una nuova presenza, cioè la presenza dello Stato. Lo Stato che sta pensando ai lazzaretti, che ha messo in campo il magistrato alla sanità, vuole essere messo in evidenza come garante non solo i santi, ma anche lo Stato. E quindi San Marco che sta per lo Stato, con i 4 santi, cioè Rocco e Sebastiano da una parte, 2 santi medici, Cosmo e Damiano dall'altra. E lo Stato che è presente anche attraverso i suoi podestà. Questo è un dipinto di Jacopo Bassano, si trova nel Museo di Bassano, e vediamo la presentazione del podestà Sante Moro alla Vergine, e vedremo sempre più il ruolo della Vergine come mediatrice fra il Dio irato e la popolazione, ed è San Rocco che lo presenta, quindi presenza dello Stato. Certo che il dipinto più brutale in un certo qual senso per l'epoca, ma anche importantissimo perché mostra San Rocco in azione in un lazzaretto, ed è un dipinto commissionato dalla chiesa di San Rocco, dalla scuola ovviamente per la sua chiesa, e ci fa vedere il santo in un'atmosfera molto drammatica, e i malati così nel lazzaretto nelle varie posizioni. Nel 600 alla figura dello Stato come San Marco, quindi simbolica, si traspone invece una Venezia stessa. Qui vediamo ve l'ho fatto vedere nel modelletto per capire i cambiamenti, e una foto, una a colori, una in bianco e nero, ma è la stessa comunque. Si trova anche questo San Francesco della Vigna, siamo nel 1631, quindi in epoca quando è finita probabilmente la peste, ed è un ex voto
di Domenico Tintoretto, ripeto, e vediamo appunto come lo Stato qui sia nella figura femminile e la Vergine, come vi dicevo, che si mette come mediatrice con il Dio irato, Gesù alla spada, ancora nell'idea della peste come castigo divino, con il brano interessantissimo dei Pisegamorti, dei monati che portano via i cadaveri. Questo purtroppo la foto non è bellissima, ma non sono riuscita a averne una migliore dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova. Questo è un ex voto di una famiglia nobile padovana, i Papafava, e siamo nel 1635, quindi dopo la peste, ed è una specie di dépliant di lusso dei motivi della peste. Sulla sinistra vedete il malato che esibisce il suo bubone con il medico con l'occhialino che lo guarda, vedete sulla destra il Pisegamorti col campanello, un compagno, un confratello un'opera di misericordia con la croce rossa sulla schiena, e osserviamo le persone chiuse in casa sul fondo, proprio l'isolamento, e in primo piano l'episodio straziante del bambino che dal colore si capisce che sta morendo con la sua madre. Anche qui la mediazione celeste, cioè San Domenico che implora la Vergine. E sempre come ex voto, visto che siamo nel giorno della salute, non possiamo non parlare di questo, del padovanino, povero pittore, no, povero, era un bravo pittore, ma in questo caso sfortunato, partecipò al concorso per la nuova basilica e così con molto orgoglio presenta il suo modello però che non vinse, tanto che appunto fu assegnato a Longhena. Anche qui la Madonna nella sua funzione mediatrice. Dentro la salute abbiamo già visto appunto questa raffigurazione nella scia della figura femminile, la bella Venezia giovane che implora la Vergine e caccia un'altra donna, ma brutta, perché se si guarda da vicino la figura della peste sulla destra, segue in pieno l'iconografia codificata, che deve essere vecchia, magra, coi seni cadenti, e naturalmente noi non possiamo vedere i colori perché è in marmo, ma così doveva essere raffigurata. La peste viene cacciata per la mediazione della Vergine. E arriviamo alle raffigurazioni più brutali, più macabre della peste, quando ormai non c'è più. Allora forse si riesce anche psicologicamente a descriverla, perché il pericolo si è allentato. Qui è un bozzetto di un'opera che voi tutti conoscete, perché si trova sullo scalone della scuola di San Rocco, è di Antonio Zanchi, siamo negli anni 70 ormai del 600, e nella scuola di San Rocco, se voi fate caso, non c'è nessun accenno alla peste. In tutta l'operazione di Tintoretto ci sono solo un piccolo San Sebastiano e un piccolo San Rocco fra le finestre che non si notano mai perché sono in controluce. Ebbene, proprio lì arrivano le due raffigurazioni più potenti a grandezza naturale della peste, attraverso lo Zanchi, Antonio Zanchi, e Negri. Allora, no, volevo tornare indietro. Ecco. Allora, rispetto al modelletto che avete visto, viene tolto il barcone, però resta la barca dei morti. Resta questo
momento veramente brutale dei cadaveri che vengono buttati dal ponte. Vediamo, non c'è nessuna misericordia, l'uomo col tabarro che si chiude il naso, non sappiamo se per l'odore o se per evitare il contagio. Quindi sulla parte sinistra invece vediamo la mediazione di San Rocco per il dio irato. L'altra invece più all'insegna dell'arte barocca e quindi di quello che abbiamo visto alla Salute, cioè lo schema dell'intercessione. C'è qualcuno che deve intercedere con il dio irato, in questo caso è sempre la Vergine mediatrice, l'Arcangelo Michele che abbassa la lancia verso Venezia, supplice, e sulla sinistra ecco la peste che viene cacciata con la sua falce e alle sue spalle lo scheletro. Vediamo due particolari da vicino, ma forse è meglio vederli al naturale, ambientati a Venezia, quindi è chiara la connessione con la città. E così arrivo all'ultima rappresentazione dell'intercessione e della peste. Siamo a Este e questo è un capolavoro di Giambattista Tiepolo. Siamo già nel Settecento e a sinistra avete il modello e a destra la grande pala, voluta dalla città di Este. Anche qui ci sono i topos della peste, lo vedete in primo piano, la bambina disperata che abbraccia la madre morta, e gli uomini subito sulla sinistra che si tappano il naso, i pisegamorti sul secondo piano, ma quello che domina è questo senso di liberazione, questa ariosità del Dio circondato da questi bellissimi angeli e la peste che esce dallo spazio della tela nascondendo il viso, è messa in fuga per la mediazione di Santa Tecla e sparisce anche dall'orizzonte della Serenissima. Grazie.